Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. La domanda proprio boom che ti voglio fare subito è: secondo te l'Italia è un paese razzista? No, assolutamente no. Definire 60 milioni di abitanti razzisti in un luogo dove arrivano i migranti, chiedono la protezione internazionale, l'asilo politico e talvolta gli viene riconosciuto, e dove si ha una Costituzione repubblicana che tiene a 3 valori fondamentali: diritto al lavoro, la salute e la famiglia, ok? E questo godimento delle libertà e i diritti civili lo estende a tutti quanti, erga omnes, come direbbero i latini, no? E quindi non è assolutamente un paese razzista, però non possiamo neanche escludere assolutamente che esiste una rumorosa minoranza che lo è per ignoranza, lo è quando si tratta di condividere il potere, che fa fatica ad accettare la condivisione del potere in ruoli dirigenziali, apicali, preferisce qualcuno che è della sua etnia caucasica. Avvocato, io in realtà sono sempre stato molto... quando ci sono, argomenti delicati del genere, tendo sempre a ragionare parecchio. Nel senso, io mi chiedo il perché di qualsiasi cosa. Ecco, pensare al perché ancora, tuttora, abbiamo questa... c'è questo problema nel nel rendere la diversità una cosa normale, l'ho sempre vista come un retaggio sociale dovuto all'anzianità di questo paese. Nel senso, siamo uno dei paesi, forse il più, dopo il Giappone, più anziano, con la maggior parte di... Sì, penso le statistiche dovrebbero essere queste, siamo un paese abbastanza anziano, il secondo al mondo probabilmente, e non c'è mai stata quella cultura del diverso in Sì. modo positivo, quindi essendo un paese molto vecchio... No, io francamente non amo sparare a zero sull'Italia perché questa è una nazione che ha accolto mia madre e le ha fornito delle opportunità, così come non fornisce delle opportunità a me perché io nasco italiano. Esatto. Detto ciò, ho capito il punto, è che noi abbiamo siamo di qualche passo indietro rispetto ad altre potenze europee che possono essere l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, la Spagna, perché fortunatamente non abbiamo avuto un successo per l'epoca coloniale e quindi molti paesi africani sono francofoni, sono anglofoni, Certo. oppure in qualche isola, in qualche nazione come l'Angola si parla il portoghese e quindi nell'Africa subsahariana difficilmente si parla l'italiano. Voi perché non siamo stati riusciti, Siamo stati non siamo conquistatori. stati capaci Sì. a colonizzare queste terre, ma viva il Dio che non ci siamo riusciti, almeno non ci siamo sporcati le mani come tanti altri. Portoghesi, spagnoli, per Sì. esempio. Esatto. Giusto, quindi è sempre una questione di storia. Sì. Ecco, io forse a quello facevo riferimento, ovvero storicamente, essendo una popolazione abbastanza anziana, in percentuale è più probabile che non ci sia questa ancora accettazione, mettiamola così, che poi, vabbè, siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali, anche nonostante siamo Assolutamente. diversi. L'importante è che non associamo il dato anagrafico italiano dell'anzianità e della poca produttività o rigenerazione con i nuovi bambini al fattore dell'immigrazione, perché altrimenti qualche ministro si arrabbierà e inizierà a parlare di sostituzione etnica. Cose fantasmagoriche, insomma. Assurdo, ed è ancora più assurdo che lei debba quasi non giustificarsi. Vorrei esprimermi meglio, però diciamo che più volte lei ha spiegato in televisione che viene ancora nominato o chiamato come l'avvocato immigrato. Sì, questo Epiteto infelice. all'inizio
ripeto, non mi piace molto puntare il dito e dire che è tutto razzismo, perché non è tutto razzismo. Anche le cose nuove, vedere un avvocato di origine africana fino a 10 anni fa non era qualcosa di comune in Italia, perché la maggioranza era di pelle bianca. E oggi, viva Dio, ce ne stanno diversi in tutta Italia, ce ne sono di origini nordafricane, di origini orientali, e quindi diciamo che la positività di questa nazione è che sta garantendo un ascensore sociale anche ai figli degli immigrati, anche ai figli di coloro che fino a 10-15 anni fa non si sarebbe mai potuto pensare che avrebbero concorso con i figli dei cittadini italiani autoctoni, no? Nella miglioria di questa società civile. Una cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso, ne abbiamo parlato qui al podcast con qualche artista che spesso si tende molto a sottolineare il cantante napoletano, il rapper napoletano, divertente quasi. Un articolo di giornale che abbiamo, ecco, l'articolo di giornale che abbiamo scelto in questo momento sul web che vedete qua alle spalle dell'avvocato Ilari, addirittura cita chi è Ilari Sedu, l'avvocato nero napoletano. Capisco che voglio essere, ecco, adesso un po' voglio provocare, capisco che è molto clickbait, però, ecco, lei come la vive questa situazione? No, francamente non la vivo malissimo, nel senso che mi hanno già da bambino, perché quando io ero più piccolo e andavo alle elementari, alle medie, ogni volta c'era un nomignolo diverso, no? Qualcuno simpaticamente mi definiva il Calimero, oppure qualcuno mi definiva, anzi ricordo di un canadese che addirittura mi chiamava Black Gino, e io non capivo, ho detto perché Black Gino? Perché in America quelli di origine italiana si chiamano quasi tutti quanti Luigi, Gino, e poi il fatto di vestirsi all'italiana mi chiamava Black Gino, oppure qualcuno mi ha definito il Moro di Napoli rievocando quello shakespeariano, no, di Venezia. Sono abituato e la cosa non mi offende, è soltanto così come a Napoli noi siamo abituati a chiamare la persona rossa di capelli o oppure prima che arrivasse questa popolazione subsahariana, l'afflusso di questa popolazione subsahariana in Italia, genericamente in napoletano la persona di colore si chiamava un marocchino, però il marocchino non è scuro come me, oppure in Sicilia utuico, il turco, e però i turchi non sono scuri come gli africani, è soltanto un modo per dire lo straniero, e quindi non sempre bisogna offendersi. Poi riguardo a queste tematiche ci si offende e si percepisce la negatività o la cattiveria nell'inflessione della voce oppure nell'intento del tuo interlocutore, perché molte volte si scherza, si dice unire, quindi non è sempre negativo, molte volte è qualcosa di goliardico per stare insieme. Sì, è anche vero che a volte bisogna un po' scindere cioè riconoscere anche la persona, il carattere di quella persona che magari, ecco, ti dice una cosa del genere, Sì. là non lo dice con cattiveria, forse un po' con ignoranza, va? Talvolta anche con simpatia. Affetto se ti è molto Sì, legato, però sì. diciamo non è una cosa che ti puoi permettere di dire così. No, assolutamente. E di questa cosa proprio ne parlammo con un influencer, un altro influencer che è stato qua al podcast, simpaticissimo, Silvestro Baffo, un ragazzo che come lei, se non mi sbaglio, dovrebbe essere di origini nigeriane, Silvestro. Lui proprio ci ha insegnato, io non sto scherzando, io prima di questo episodio, di quell'episodio con Silvestro, mi riferivo ad una persona di origine africana, insomma scura di pelle, come di colore. Lui mi ha detto no, perché non ho un colore. Ha detto chiamami nero. Lui mi dice proprio al podcast di che colore sono, cioè la sua
questa poesia, no? Che non abbiamo un colore. E questo mi fece capire, mi fece sottintendere. Siamo tutti uguali, però è ancora forse più discriminatorio dirmi sono di colore piuttosto che nero. Io francamente su questa tematica non trovo la definizione di colore come qualcosa di offensivo. Ok. Perché poi se mi guardassi allo specchio io non sono neanche nero, sarei tutt'al più marrone, ok? Magari un cioccolato fondente, se così la vogliamo mettere. A me infastidisce, forse sarà da persona nera a persona nera, oppure da persona di colore a persona di colore, infastidisce più la definizione negro, perché il negro rievoca le navi negriere, il negro rievoca l'assoggettamento ad un'altra etnia, il negro rappresenta la schiavitù. Esatto. E quindi i campi di cotone e quindi la parola negro dà molto più fastidio e paradossalmente sta tutto in quella G e quella R che stride, che graffia anche l'anima, graffia la pelle. Anche questo per storia, chiaramente. Questo per storia. Quindi dire, guardate, anche durante l'America segregazionista, nonostante c'erano delle leggi allucinanti, sui bagni pubblici non c'era scritto toilets for Negroes, c'era scritto colored, che chi scrisse quella parola, nonostante negli autobus si viaggiava che i bianchi davanti e i neri di dietro, ebbe la sensibilità di scrivere colored. Poi in tema, ancora su questa tematica, l'utilizzo delle parole è fondamentale, perché noi abbiamo la bandiera sarda e non diciamo la testa dei 4 negri, li chiamiamo i 4 mori, ok? Oppure Shakespeare, quando scrisse l'Otello, avrebbe avuto sicuramente una legittimazione a definirlo il negro di Venezia, ma non lo ha mai definito il negro di Venezia, lo ha definito elegantemente il moro di Venezia. Con più eleganza e classe. Assolutamente sì, quindi la bellezza è anche nelle parole. Nelle parole del tuo interlocutore capisci già il rispetto che ti porta. Avvocato, questa è una cosa bellissima perché io in prima persona, nella mia vita proprio quotidianamente come essere umano, ho sempre ho dato sempre molto poco peso alle parole. Paradossalmente ho imparato, anzi non paradossalmente, grazie al podcast, ho imparato a dare molta più importanza alle parole. Per me è sempre stato molto più importante, ecco, i fatti, il modo di comportarmi, perché lei magari avvocato vede quotidianamente io che tipo di persona sono, nonostante magari in quel momento, anche per sbaglio, proprio perché non do molto peso alle parole, me ne scappo con un'uscita infelice. E invece le parole sono un'arma. Sono veramente un'arma e questo me lo stanno facendo capire sempre più persone. Le faccio un esempio. No, ti. Ti faccio un A esempio. me ti, a lei lei. Grazie. Se io mi rivolgessi ad una persona con difficoltà a deambulare oppure con qualche patologia grave e lo chiamassi come facevamo qualche anno fa, quel ragazzo down. Oggi mica si dice più così, si dice diversamente disabile, diversamente abile. Se io volessi rivolgermi o indicare un'attività lavorativa, prima si diceva che lavoro fa tuo padre? O spazzina. Oggi non si dice più così, l'operatore ecologico. E se io volessi dire che lavoro fa tuo padre? O bidella, non si dice più il bidello, ma collaboratore scolastico. Quindi che cosa è cambiato? L'attività lavorativa o il garbo nel rispettare
quell'attività lavorativa e riconoscere che c'è dignità in quel lavoro e dignità in quella persona che magari non cammina e non corre come noi. Avvocato, le dico la verità, perché poi qua parliamo di politicamente corretto. In America specialmente questa cosa la stanno veramente spremendo fino all'osso, Esasperando. parecchio, sì. E sono assolutamente d'accordo perché è vero, è una forma di rispetto. Odio quando diventa propaganda. Proprio non lo sopporto perché ci sono, ecco, si muovono molte mosse, anche e soprattutto politiche ultimamente, però qua stiamo parlando delle woke people, della wokeness che viene dall'America, che non so come abbiamo inglobato, l'abbiamo fatta diventare nostra come qualsiasi cosa che arriva da lì. È giusta secondo me fino a un certo punto, però dopo, ecco, diventa troppo, perché poi forse scade nel ridicolo. Assolutamente sì, sono concorde. È strano, è un peccato, perché è come se stessi creando un qualcosa di bello, stai facendo una cosa per qualcun altro. Siamo tutti più corretti, siamo tutti più persone educate, corrette e rispettose. Poi lo stressi talmente tanto che paradossalmente, ecco, questo è un paradosso, diventa, no basta, non ce la faccio più, nel pubblico. Sì, io per esempio riguardo alla questione americana ho letto di un caso in cui 2 donne musulmane sono state risarcite di ben 17,5 milioni di dollari dalla polizia perché gli agenti durante l'identificazione avevano osato togliere a loro il velo. Ora questa è una questione spinosa Perché quella è religione. perché quella è religione. Però mi domando, si può giustificare 17,5 milioni di dollari per aver tolto un velo ai fini di un fotosegnalamento? Ho capito. Non voglio che gli amici musulmani mi possano percepire male, però ci sono delle esigenze di controllo, di sicurezza, che non si può condannare a priori le forze dell'ordine quando legittimamente chiedono una cosa che chiederebbero a tutti i cittadini. Quindi non è un atto né discriminatorio, a mio avviso, ovviamente, prescindere dalla religione. a prescindere dalla religione, non è un atto discriminatorio e me ne assumo la responsabilità di quello che dico, perché poi esagerare con il politically correct porta ad una reazione uguale e contraria, Esattamente. dell'odio che sfocia perché la gente non sopporta più. Quindi fai Quindi peggio. bisogna avere assolutamente un equilibrio in tutte le esternazioni, in tutte le rappresentazioni e in tutte le decisioni che si prendono all'interno di una società civile. L'essere umano è complicato, difficilmente mantiene gli equilibri. In generale, secondo me sarà molto difficile mantenere un equilibrio. Non ce lo vedo, un mondo equilibrato. E d'altronde nel più grande referendum della storia il popolo votò per Barabba e non per il Cristo. Questa questione del togliere il velo, io pensavo, ecco, magari dando per scontato che sia giusta una sanzione, termini religiosi, hai mancato di rispetto alla mia cultura, al mio credo. Quanto è inflazionata però la cifra per farla uscire su un giornale e per dar ragione a quel movimento? Lì forse lo stai facendo, stai gonfiando il numero per far vedere, guardate, io sono per voi. Sì, però dobbiamo anche essere sinceri che il sistema americano è molto diverso dal nostro sistema giudiziario. Cioè una roba del genere, neanche se ti ammazzano in Italia ti danno 17 milioni di euro. E quindi noi per fortuna non abbiamo queste sentenze punitive, no? Però bisogna stare attenti, bisogna fare delle leggi
chiare, perché se ci riportiamo all'episodio della chiusura della scuola lì su al nord per i festeggiamenti del Ramadan, di primo impatto l'italiano autoctono direbbe: ah, ma se stanno in Italia, stanno a casa nostra, si devono adeguare e quindi la scuola non si chiude per il Ramadan. Il punto è che bisogna fare delle leggi chiare, è che se l'ordinamento è laico, ok? Se si festeggia e si chiude la scuola per il Natale, per Pasqua, che male c'è a chiudere un giorno per il Ramadan? È segno di inclusione, sicuramente. Oppure potremmo anche dire che la scuola è laica, le istituzioni sono laiche, apriamo sempre Quindi prendete e una non decisione. chiudiamo mai. Quindi se chiudiamo per le festività è perché ci siamo organizzati per queste festività. Quindi o si fa una scelta per tutti, capendo che questa società è ormai multietnica e multireligiosa, bisogna assolutamente prendere una decisione che sia equilibrata per tutti quanti. Ovviamente queste sono cose che non accadranno nell'immediato, in questo momento non ancora, perché abbiamo ancora un sentimento molto molto conservatore, però pian piano ci arriveremo. Ovviamente io non tifo né pur essendo cattolico, non tifo né per quella cattolica, cristiana, e né per quella musulmana. Io sono ferreo nel ritenere che debba essere tutto assolutamente laico, perché ci sono anche degli italiani autoctoni che non credono in Gesù, nella Madonna, non credono in niente, ma non per questo non sono meritevoli di godere delle libertà civili di cui godono tutti quanti gli altri. Lei da bravo avvocato, la legge è uguale per tutti, questo la rispetta, penso, nel privato, nella sua vita. No, ma è importante, perché guardate, la legge uguale per tutti sembra qualcosa di banale, ma non è così. La legge uguale per tutti vuol dire che quando è vero che noi abbiamo un sistema giudiziario che è pachidermico, lento, però poi quando ti arriva addosso ti frana di brutto. Le faccio un esempio: in alcuni paesi africani una donna non può andare a denunciare il marito per stupro perché le ridono in faccia, dicono: ma che cosa stai dicendo? Chi ti ha stuprato? Tuo marito? Tornatene a casa. Maltrattamenti in famiglia? Dice: va bene, tuo marito, punto, basta. Violenza sulle donne? Non sappiamo che cos'è. E quindi la legge è uguale per tutti, sembra qualcosa di banale, ma è una conquista importante che garantisce una sicurezza per tutti quanti. Lei visita spesso il suo paese d'origine? Francamente ci sarò stato 3 volte nella mia esistenza. L'ho visitato anche da adulto, penso 7-8 anni fa, l'ultima volta. E francamente io quando arrivo in quel paese sono uno straniero e anche gli autoctoni, pur avendo la pelle come la mia, mi percepiscono come straniero perché sanno che il mio accento è diverso da loro, sanno che il mio gesticolare è diverso da loro, il mio vestire è diverso da loro, quindi mi percepiscono come straniero ed è paradossale che io vengo percepito in Nigeria come straniero e vengo percepito in Italia come straniero. Quindi da questo punto di vista culturale oppure del pregiudizio sono una polide. Io l'unica cosa che so della Nigeria, avvocato, è che sforna gli atleti più forti di questo pianeta. Cioè questa è l'unica... So che siete un pool genetico incredibile, molto importante, favorevole. Francamente non generalizzerei perché io sono quello che soffre il caldo,
che fa fatica a correre, che non sa ballare, Ecco qua. perché gli stereotipi io li disintegro. Ok. Tutti quanti, avete la musica nel sangue. Chi? Quale sangue? Forse il mio sarà infetto. Bellissimo. Stupendo. Tra l'altro lei parlava di inclusione prima, una cosa che ho visto in questi giorni, non so se ci avete fatto caso ragazzi, se ne è parlato molto su TikTok e si sono fatte storie incredibili. Io sono andato a vedere i commenti, pensavo, vabbè, stanno scherzando. Proprio durante la fine del Ramadan, credo sia l'ultimo giorno, si sono radunate nelle piazze più importanti d'Italia tutte le comunità musulmane per pregare, fare l'ultima preghiera. Credo sia, sono ignorantissimo sulla religione islamica, ma fare questo saluto, concludere il Ramadan con quest'ultima preghiera in tutte le piazze più importanti d'Italia. Ma i commenti che leggo, fatelo nel vostro paese, ma come è possibile che concediamo una cosa del genere? Allora, io sono dell'opinione, avvocato, che per me il passaporto è una stronzata. Io lo so, dirlo proprio a lei che è avvocato e che quindi lei vive di leggi e sa che le leggi chiaramente devono regolare l'essere umano, l'uomo, sembrerà assurdo. Io vivo così, ma vivo anche pensando che il pianeta, se ci sei nato, è tuo, anche a prescindere dai confini. Mi sembra strano che devo dire ad una persona di pregare o non pregare in quella determinata zona, posto, luogo, in quell'orario, in quella giornata. Questi sono commenti da ignoranti, perché non siamo abituati a vedere qualcosa di diverso, perché effettivamente è qualcosa di diverso rispetto alle nostre chiese bellissime, con degli affreschi meravigliosi, con delle panche meravigliose, tutti quanti seduti appunto in religioso silenzio. E invece la manifestazione, la preghiera, secondo il rito islamico, dove ci si inchina per strada, si poggia il capo a terra, è qualcosa di totalmente diverso dalla nostra modalità di preghiera, no? E quindi tutto ciò che è diverso spaventa sempre le persone. E poi noi italiani tendiamo anche a giudicare dal punto di vista estetico, perché mettiamo il caso che ci fosse una moschea bellissima, arredata così come le nostre chiese, dove le persone sono lì tutte in ordine, in fila e tutte queste cose qua, avrebbe dato anche un impatto diverso. Magari quelli che hanno visto questa fiumana di gente lì a Piazza Garibaldi, Esatto. gli avrà dato fastidio forse anche l'estetica. Io francamente suggerirei agli amministratori locali di forse organizzare con più stile, ma non che io sia contrario assolutamente al fatto che possano pregare. Per me ognuno può pregare ovunque. Poi c'è stata anche la polemica del fatto che le donne stavano da una parte e gli uomini da un'altra, però questo è un rito, un'usanza anche cattolica. All'inizio le donne dovevano stare non tra gli uomini, ma dovevano stare sul palchetto in disparte, oppure noi potremmo anche aver da ridire sul fatto che il Papa è solitamente solo ed esclusivamente maschio, e perché non esiste una papessa, ok? Se tanto vogliamo parlare di parità di genere e di quant'altro. Però dal punto di vista musulmano, questo ovviamente è un mio pensiero che nasce qui e dovrebbe morire qui. Essere lì in ginocchio a pregare e avere una donna davanti magari che si piega con il suo corpo e il maschio di dietro che osserva, può essere anche un elemento di turbamento di quel momento, che può essere di natura spirituale. Ovviamente sto andando per fantasia e nulla di certo di quello che sto dicendo, però si può capire perché ci sono due zone separate tra uomini e donne. Chissà cosa succederebbe se leggessero un papa nero.
Sarebbe effettivamente una grande rivoluzione. Cambierebbe radicalmente forse il modo di pensare della nostra cultura. Italiana, prettamente. No, 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 mondiale. Mondiale. Perché il ruolo del Papa, che in realtà non è soltanto un capo religioso, ma è anche un capo di Stato, vuol dire il potere in mano ad una persona nera. Questo che cosa vuol dire? In quello che dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, è che il razzismo non è tanto in quello che ti dice negro di M. Il razzismo si inizia a vedere quando per una determinata carica ci si contende il potere, dove si preferisce una persona bianca anziché una persona nera. E quindi un papa nero di origine africane sarebbe qualcosa di fortissimo che aiuterebbe ad abbattere ulteriormente gli stereotipi e far cadere quel muro di tabù e di discriminazione, così come io piansi quando Barack Obama A quello stavo pensando. venne eletto presidente americano. Per me è stato un sogno allucinante, perché ricordo, cosa che molte volte non sento, no, nei dibattiti, il sogno di Martin Luther King quando diceva I have a dream, ho un sogno, però quel sogno noi ricordiamo soltanto I have a dream, poi tutto il discorso Non ricordiamo non lo qual è il sappiamo. sogno. Però il suo sogno, lui disse, io ho un sogno che su quelle colline rosse della Georgia un giorno i figli di coloro che sono stati schiavi e i figli di coloro che hanno posseduto gli schiavi potranno sedersi insieme sulla grande tavola della fratellanza. Potentissimo. È un discorso di redenzione, è un discorso di perdono, nel senso che i figli di coloro che hanno posseduto gli schiavi e i figli degli schiavi potranno sedere sullo stesso tavolo della fratellanza. Vuol dire che lascia stare il passato del colonialismo, lascia stare il momento tragico della segregazione razziale, della schiavitù, dei Ku Klux Klan. Dimentichiamo, facciamo tabula rasa, come dicevano i romani, andiamo avanti verso un futuro di fratellanza, di coesione sociale e di un patto affinché quelle cose non debbano mai più ripetersi, perché nessuna etnia o razza, come qualcuno grettamente lo definisce, è superiore ad un altro. Incredibile come una cosa che ora diamo quasi tutti per scontato sia accaduta soltanto 70 anni fa, 80 anni fa, cioè una persona fa. Perché un essere umano, una vita media adesso di 80, 80 e passa anni, una persona fa c'era questo ancora. E noi sì, adesso lo diamo per scontato, però effettivamente è pure una cosa così semplice, finché non lo è. Non è semplice perché noi siamo umani e siamo in parte senzienti, in parte animali e quindi non sempre la ragione prevale è l'istinto. Perciò quando alcuni politici sono così abili a parlare alla pancia delle persone, diventano pericolosi perché l'uomo subisce molto di più il fascino del male che il fascino del bene. E le grandi vittorie, Martin Luther King, Gandhi, tutte le grandi vittorie di Mandela, tutte le grandi vittorie di coloro che si sono battuti contro queste ingiustizie, sono state rivoluzioni fatte con la pace, non con le armi. Muhammad Ali nello sport. Perché Muhammad Ali nello sport? Ricorderete una frase famosissima di Muhammad Ali quando disse
rifiutando di andare a L'incarico, combattere sì. in Vietnam, Sì. rifiutando i suoi titoli da campione, Esatto. rifiutando della sua licenza di pugile, ma soprattutto rifiutando i suoi elevatissimi stipendi che nell'America segregazionista e razzista essere povero e nero erano un binomio perfetto, ok? Quindi c'è qualcuno che osò fare la battuta: mi sono reso conto di essere negro quando sono diventato povero. Muhammad Ali invece disse la frase che io ritengo più forte detto da un politico, perché lui era per me un politico, Una figura politica anche, certo. una figura politica: nessun Viet Cong mi ha mai chiamato negro. È la parola più forte in assoluto In quel periodo a sicuramente. dire che io non ce l'ho con i vietnamiti, io ce l'ho con coloro che mi discriminano in casa mia, ce l'ho con coloro che ammazzano la mia gente, ce l'ho con persone che hanno decapitato i miei simili ed erano incappucciati di bianco. Ed è questa persona qua dietro, il mio idolo re del mondo assoluto. Cassius Clay contro Sonny Liston nel 64, signori. E fatemi una cultura, porca miseria, mamma mia, che incredibile come lo sport sia... Ecco, prima lo sport era... I re dello sport erano anche movimenti politici, come anche Maradona. Maradona è stato un grande movimento politico. Diego è stato un capopopolo, Certo. Diego è stato il riscatto dei poveri. Diego, oltre alla magia, oltre alle gesta da calciatore spaziale, lui sentiva la passione del popolo, lui sentiva quello che bruciava al popolo, lui percepiva le ingiustizie e lui puntava l'indice contro i malfattori. E non a caso la mano di Dios, la famosa mano che tocca quella palla, che scorrettamente però è scorretto nella regola, ma era giusto per il momento, nella contesa delle isole Falkland, le cosiddette Malvinas, dove Margaret Thatcher, che era una potenza britannica, stava opprimendo il popolo argentino. E l'unico modo per farsi la guerra senza sparare un colpo, Diego Armando Maradona sparò il bazooka. Te lo faccio Con la capire sul mano. campo. Te lo faccio capire sul campo. Ecco, lei da vero napoletano credo di aver capito che è anche molto tifoso del calcio Napoli, sembra. E su questo devo deludere. Devo deludere perché sono molto un simpatizzante del calcio Napoli. Però tifoso juventino, chiudiamo oggi. No, assolutamente mai juventino, ma sono interista. Va bene, tutto a posto. L'unico tifoso è il MDS manager lì di fronte. Per due ordini di motivi. Uno, perché c'è l'azzurro e poi c'è il nero, ovviamente. Giusto. E poi Così c'è... ha fuso la sua ha fuso cultura, tutto. la sua storia. E poi c'è un terzo elemento, che la mia squadra si chiama Internazionale. Lei adesso ha raccontato una storia, è una storia, è una poesia perfetta su una squadra di calcio che lei tifa. Bellissimo. Voglio parlare di un ultimo argomento, avvocato. Ne abbiamo accennato prima, l'abbiamo accennato prima di accendere le telecamere. È una notizia dell'ultima ora, ragazzi, giratemela. Quella della Juventus 19, che oggi sono stati prosciolti tutti gli imputati. Sappiamo quello che è successo con la Juventus 19 7 anni fa. Ricordiamo molto brevemente i fatti accaduti. Praticamente questa è una nave privata, giusto? È una nave privata che aiutava le ONG, giusto? Insomma, aiutavano gli immigrati che venivano dispersi nel Mar Mediterraneo, esatto, il Mar Tirreno, li recuperavano e li
portavano in Italia e insomma lì davano loro aiuti medici e è stata prosciolta perché? Perché questa imbarcazione è stata sotto processo appunto per questi 7 anni perché la chiamavano, lei diceva taxi, come Taxi del mare. taxi del mare, esatto. Taxi del mare è stata una frase coniata da Luigi Di Maio, all'epoca ministro, e sembra una frase banale, ma in realtà è stato un ago infetto nella mente degli italiani. Perché? Perché l'idea del taxi del mare vuol dire che c'erano queste persone di grandissima passione per il genere umano che sono le ONG che decidono di investire dei capitali per andare a salvare in mare delle persone. Quindi taxi del mare vuol dire criminalizzare coloro che vogliono aiutare altre persone, coloro che non vogliono vedere bambini affogare, coloro che ci tengono al genere umano, ma che nutrono una speranza nel genere umano ancora. Quindi chiamarli taxi del mare è stata la frase più pericolosa e più ingiusta espressa da un ministro della Repubblica Italiana. Tra l'altro, ora, come si dice in questi casi? Maleva miez, si dice in napoletano, però ci sono supposizioni. Qual era MDS Manager? Metti un attimo la notizia, il fatto che praticamente Save the Shield dove sta? Vabbè, ha salvato 10.000 persone che erano... Ah, no, quella cosa che ci siamo detti prima del fatto che all'interno... Ah, come li hanno sgamati? Ah sì, che c'erano degli infiltrati. All'interno delle ONG, giusto? Sì. All'interno delle ONG... C'erano degli infiltrati di servizi. Degli infiltrati esatto, degli infiltrati all'interno delle altre ONG che praticamente facevano la spia sulle scorrettezze e sui movimenti marittimi di questa imbarcazione. Sì, dicendo appunto che facevano questa... Dicendo... Hanno delle false prove alla fine. Ok, hanno dato false prove e infatti non le hanno prosciolti. Il fatto non sussiste. Però per colpa di questi luminari comunque è stata ferma 7 anni e non ha potuto aiutare per 7 anni le persone in difficoltà. Incredibile. Noi pensavamo questo prima dell'episodio, quanto è più facile per gli esseri umani, no? Invece di aiutarci, quanto è più facile invece buttarci giù e ucciderci. Quanto è più facile ammazzare invece che salvare. Stalin, se non vado errato, disse: una morte è una tragedia, 1.000.000 di morti è statistica. Quindi, con questo che cosa voglio dire? Che gli uomini, penso che nella loro natura, che è composta da quella benevola ma anche quella malevola, nascano talvolta con istinti omicida, perché l'istinto omicida non è quello soltanto di dire prendo una pistola, ammazzo qualcuno. L'omicidio è anche una persona sta morendo, mi volto dall'altra parte. Una persona ha sete, non gli do da bere. Una persona ha fame, voglio consumare e buttare anziché darla a un'altra persona. Quindi anche solo l'intenzione, dice lei. Sì, l'omissione, non l'intenzione. Il non fare qualcosa può essere... Che è a sua volta un'intenzione comunque. È pur sempre una cosa. Tant'è che Dante Alighieri gli ignavi li collocò nel girone infernale. Quindi il fatto di non schierarsi, di non fare, equivale ad un fare, ma in senso negativo. Quindi io penso, perché oggi abbiamo parlato molto della questione migratoria, di questa nave che ingiustamente è stata processati loro, i responsabili delle ONG, però nessuno pensa che noi dovremmo iniziare a cooperare con questi paesi africani. Nessuno pensa che
dovremmo iniziare a trattare come partner i paesi africani anziché vessarli. Io farei una proposta da subito, è quello di tagliare di netto, di azzerare immediatamente il debito pubblico dei paesi africani. Così da una parte loro non si potranno più lamentare del fatto e dire siete venuti qua, ci avete colonizzato, ci avete oppresso, tutte queste cose qua. E noi non possiamo più esercitare quella posizione di economic killers. Ok? E quindi dire da questo momento siamo partner. Facciamo il business insieme, siamo partner. Ovviamente deciderà il mercato su quello che tu sei capace di produrre e su quello che io sarò capace di produrre e vendere nel mercato. Iniziamo a smettere di trattare i paesi africani come persone da elargire i 10-50 euro al mese per salvare il bambino che retoricamente ci mostrano in televisione che ha la pancia gonfia, che muore di fame. Iniziamo a trattarli come dei partner, aiutarli nelle infrastrutture, aiutarli nel percorso di formazione. Questo serve, e non la carità, perché la carità e la pietà soprattutto, è un sentimento che discende dall'alto. Invece noi vogliamo la compassione, il sentire quello che il nostro simile, ok, percepisce. Questa è una cosa che non l'ho chiesto. Sua madre è immigrata, giusto? Mia madre, sì. Quindi di prima generazione. Sì. Incredibile pensare che barche e movimenti, aiuti come questo fanno poi nascere e crescere persone come lei, senza le quali, ecco, lei adesso vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati a Napoli, una mente come la sua non sarebbe stata possibile se sua madre non fosse stata aiutata in qualche modo. Quindi noi perdiamo anche molto banalmente, forza lavoro, menti brillanti. E qui cadiamo nel tema della cittadinanza italiana e della riforma di questa legge sulla cittadinanza italiana, perché lei ha fatto un esempio stupendo. Tu la prego? Tu hai fatto un esempio stupendo. Si perdono dei buoni cittadini. Ora, secondo la legge italiana, ogni minore presente sul territorio della Repubblica ha l'obbligo di andare a scuola nell'età dell'obbligo, ok? Pena la decadenza della responsabilità genitoriale dei loro genitori. Perdono i figli, gli assistenti sociali se li prendono e li portano in una casa famiglia. Non importa se tu sia clandestino o meno, tu genitore devi mandare i figli a scuola. Ora io mi domando, se un ragazzo nasce a Napoli, cresce a Napoli, fa l'asilo, le elementari, le medie, le scuole superiori, tutto statale, quindi a investimento diretto dello Stato su quel cittadino, poi arriva a 18 anni, dopo che quel ragazzo parla come lingua madre il napoletano, come seconda lingua la lingua italiana per le formalità, e pensa ed esclusivamente in dialetto napoletano, ok? Arriva a 18 anni, dici, tu non sei un mio cittadino. Dal punto di vista dell'investimento economico, è come prendere tantissimi soldi e dargli fuoco. Dal punto di vista umano, tu hai leso il senso di appartenenza di quella persona, perché quella persona si identifica come italiano. Poi ci stupiamo che la nazionale di calcio si va a prendere giocatori come Matteo Reteghi, per carità,
Io non sono per la politica del rivendico un diritto, devo togliere il diritto a te, perché i diritti, se sono meritevoli di essere definiti tali, non vanno elemosinati ma vanno pretesi. E quindi un diritto a te non toglie un diritto a me. Detto ciò, però, se volessimo mettere sullo stesso piano di dire chi sarebbe più italiano, un ragazzo nato e cresciuto a Napoli che si appassiona a vedere la nazionale italiana e canta bene l'inno di Mameli e conosce esclusivamente l'inno di Mameli, o un ragazzo nato in America Latina che non sa una parola di italiano e una volta convocato a rappresentare la nazionale italiana non sa cantare l'inno di Mameli. Uno è italiano per diritto di sangue, lo definiamo ius sanguinis, e con questo non voglio dire che a lui debba essere tolto il diritto della discendenza dei suoi avi, assolutamente no, però non riconoscerlo a coloro che sono figli di stranieri, che sono nati e cresciuti qua, è un abominio. Avvocato, l'ultima cosa, giochiamo, facciamo una previsione. Visto che tutto ciò che viene caricato su internet diventa per sempre, questo episodio, creiamoci una capsula del tempo. Voglio che tra 20-30 anni siamo arrivati ad una normalità tale che di tutto ciò non se ne parlerà mai più. Speriamo. E che sarà tutto, non ci sarà più la xenofobia. Non si parlerà più di questo. Un mondo utopico. Secondo lei, ecco, 20-30 anni da adesso, che cosa stiamo guardando? 20-30 anni da adesso immagino che la società sicuramente sarà più multietnica. Auspico soltanto una cosa importante per la società italiana, è quello del funzionamento dell'ascensore sociale. Con questo che cosa voglio intendere? Che è una bellissima nazione, c'è una scarsità di opportunità lavorativa ancora, però per ascensore sociale intendo, guardi, al sud per esempio abbiamo le logiche delle famiglie. Tu riesci a ottenere un posto di lavoro perché sei amico di o parente di, riesci ad ottenere una posizione particolare di lavoro perché sei figlio di o il nipote di. Ok? Quindi si va per familismo, si va per nepotismo e quindi non c'è un reale ascensore sociale. Per ascensore sociale io intendo che ci sia il merito prima di tutto, dove non conta se tu sei un figlio di immigrato, sei un figlio del macellaio, con tutto il dovuto rispetto per le varie professioni che ho elencato, ma tu hai del talento, puoi scalare le vette della società grazie al tuo talento e grazie alla tua capacità personale. Invece questo in questa nazione manca ancora e spero che nel prossimo futuro ci sarà, perché non è possibile che un ragazzo che si laurea in Italia brillantemente, 110 e lode con master e quant'altro, finisce a fare il lavapiatti, mentre all'improvviso emigra all'estero e lo ritroviamo, caspita, è diventato uno scienziato, un pezzo grosso dell'MIT. Quindi o era incapace in Italia e lì praticamente l'America c'ha bacchetta magica ed è diventato un genio, chiaro. Oppure c'è qualcosa di guasto e di malato nel nostro sistema. E quindi io auspico che più della questione della multietnicità e più della questione del colore della pelle ci sia una garanzia reale di un ascensore sociale in questo paese. Avvocato, grazie mille per essere venuto all'Espresso Podcast. Le facciamo ancora gli auguri per quello che, insomma, per quello che ha raggiunto oggi. E voglio precisare, ho iniziato questo podcast in modo strano, generalizzando e con quasi
termini che accuso lo Stato, l'Italia, era per il contenuto, quindi era per iniziare un pochino e mettere un po' di carne sul fuoco. La ringrazio per essere passato Grazie al a voi. podcast. Grazie mille. Grazie.